L'amministrazione comunale intanto ha avuto sempre questa volontà di poter raggiungere obiettivi e traguardi importanti per la differenziata, perché è stato uno dei punti che abbiamo avuto all'ordine del giorno per poi poter dire di avere fatto un eccellente lavoro. Ma voglio ringraziare soprattutto i cittadini di Milena che ovviamente hanno capito l'importanza, perché questi risultati si possono raggiungere soltanto se i cittadini collaborano e se c'è un'azione importante di sensibilizzazione. Io dico che abbiamo fatto un'azione sinergica, possiamo anche crescere ulteriormente. Ci sono i termini per poter anche migliorare ulteriormente questi risultati e questo lo si farà attraverso un'azione di controllo, ovviamente non in termini di andare a punire questi cittadini, ma soprattutto fargli capire che ci sono ancora margini superiori e possiamo anche raggiungere il primato della Sicilia. Devo dire inoltre che noi oggi abbiamo una bolletta che rispetto all'aumento dei costi per il conferimento in discarica, se non avessimo fatto questa azione così mirata a fare la differenziata che ci permette di poter avere anche delle entrate dalle materie plastica, vetro e carta che noi conferiamo, perché abbiamo poi un riconoscimento economico di queste percentuali che andiamo a portare. E abbiamo fatto anche un sistema premiante per i cittadini che hanno utilizzato il compostaggio domestico e che sicuramente, nonostante ci sono maggiori risorse economiche impegnate per fare il porta a porta così molto impegnato, molto spinto, noi siamo riusciti a contenere, addirittura a ridurre i costi della nostra servizio del terzo urbano. Spero che la Regione Siciliana, nel valutare questo nostro impegno, possa anche corrispondere un segnale economico per poter consentire, visto che noi poi costiamo di meno alla Regione grazie a queste percentuali elevate di differenziata, la Regione si dà come obiettivo il 35%, noi siamo invece sul 70%, quindi significa che andiamo nella direzione per cui questi comuni che facciamo questo sforzo devono essere premiati.